Buongiorno carissimi, spero che stiate tutti bene e che siate pronti con gioia per una nuova lezione di yoga. Cominciamo a rilassare tutto il corpo, sentire che le spalle scendono lontano dalle orecchie, si allargano, si distendono e poi adesso facciamo un bel movimento energico per buttare fuori tutto quello che non ci fa stare bene, tutto quello che ci appesantisce, tutti i pensieri tristi, pesanti. Facciamo così, intrecciamo le dita delle mani e inspirando immaginiamo di portare tutto a galla, di rimuovere tutto e buttiamo fuori tutto con un'espirazione forte, sonora. È un bel senso di liberazione. Ancora, inspiro, su, viene tutto a galla, tutto quello che si nasconde dentro di noi e che ci disturba, che ci stringe, che ci opprime, lo buttiamo fuori. Ancora una volta, su, inspiro con forza e con convinzione, liberiamoci. Bene, rilassiamo. Adesso prendiamo dei bei respiri profondi, sempre cercando di far scendere bene l'inspirazione fino in fondo, usare il diaframma. Giù, giù, giù il respiro e una lunga, profonda, completa espirazione. Uniamo anche questo bel movimento che ci apre, inspiro, poi ci chiudiamo un po', espiro, dorso delle mani a contatto, chiudiamoci un po'. Poi ancora apriamo, inspiro, allargo, distendo, mi riempio di luce, di sole, di energia e espiro. Ancora una volta, inspiro vita, forza, fiducia, speranza. Espiro tutto il fumo, tutti i pensieri tristi, tutti i pensieri pesanti e rilasso. Distendiamo. Adesso portiamo il braccio, un braccio verso l'alto. Allunghiamolo bene verso l'alto come se volessimo toccare il soffitto. Apriamo e chiudiamo le dita delle mani con forza, con energia. Ancora un attimo e rilassiamo completamente. Ascoltiamo un braccio e l'altro braccio. Sentiamo come l'energia si muove in questo braccio. Sentiamo come sono piacevoli le sensazioni. Cerchiamo di cogliere tutte le sfumature delle sensazioni. Le sensazioni è la voce del nostro corpo, sono le parole del nostro corpo. Adesso sull'altro braccio, allungo bene, apro e chiudo, come se volessimo spremere un'arancia con forza. E poi abbandoniamo ancora, rilassiamo. Portiamo lentamente la testa da una spalla all'altra. Inspiro al centro, espiro quando la testa scende verso la spalla. Ancora su con l'ispirazione, sempre un movimento lento, attento. Sentiamo come si stirano i muscoli su questo lato del collo, come si accorciano sull'altro lato. Ancora inspiro al centro, espiro. Adesso apriamo un po' lateralmente il braccio, lo spingiamo un po' verso il basso, così accentuiamo l'allungamento della muscolatura su questo lato. Teniamo la testa morbida. Poi su, ritorno, inspiro, espiro, fuori il respiro, apro un po' il braccio lateralmente, lo faccio scendere, devo proprio sentirlo, questo bello stiramento su tutto il collo, lungo tutto il collo, dall'orecchia fino alla spalla. E poi ritorno, rilasso. Braccia conserte, le allontano un po' dal corpo, inspiro, dentro il respiro,
fuori il respiro, le braccia da una parte e la testa dall'altra parte. Inspiro, espiro. Ritorno, facciamoci sempre guidare dal respiro. Inspiro, espiro. Ritorno, inspiro, espiro. Ritorno al centro, rilasso, distendo. Portiamo le mani alle spalle e disegniamo dei cerchi nell'aria con le braccia, con i gomiti, lenti, ampi. Ascoltiamo sempre come si muovono i muscoli delle spalle, ascoltiamo come si muovono le braccia nell'altra direzione, tutti i movimenti lenti e attenti. Facciamo scendere bene le spalle, poi su, risalgono e rilassiamo, distendiamo. Spalle bene aperte, spazio nella schiena, spazio nel torace. Adesso disegniamo dei cerchi nell'aria con la testa. Flettiamo la testa in avanti, la portiamo indietro, inspirando dentro il respiro, fuori il respiro. Nell'altra direzione. Inspiro. Respiro. Ancora, cambiamo sempre direzione. E ancora una volta, lentamente, ascoltiamo il peso della testa, ascoltiamo come si muove la nostra testa, come lavorano i muscoli, i tendini del collo. E rilassiamo, fermiamoci un attimo con la testa così abbassata, portiamo piano piano il mento da una spalla all'altra, con un movimento leggero. Poi su, ci risolleviamo, portiamo le braccia verso l'alto, portiamo a contatto i palmi delle mani, teniamo le braccia un po' piegate, muoviamoci piano piano, da un lato all'altro, con un movimento morbido, come una culla dondolata, come un alberello, la chioma dell'alberello mossa piano dal vento. Morbido, leggero il movimento. Lasciamo un po' che il movimento si crei da sé, senza forzare. Bene, allunghiamo le braccia verso l'alto, poi le facciamo scendere piano piano, lentamente. Rilassiamo. Adesso portiamo le braccia in avanti, il dorso delle mani a contatto, facciamo un movimento leggero. Allunghiamo le braccia in avanti, i palmi delle mani verso l'alto. Poi ancora, come se fosse una danza delle nostre braccia. Le braccia sono leggerissime, senza peso. Facciamo fluire il movimento, muoviamoci in un flusso di leggerezza, di grazia. Ancora una volta. E ci fermiamo, rilassiamo, portiamo le mani ai fianchi, ci incliniamo lentamente sul lato, torniamo al centro, inspiro, dentro il respiro, fuori il respiro, ancora. Sempre tutto lentamente,
e con attenzione. Su, scendo ancora. Su al centro inspiro e quando mi inclino butto fuori completamente il respiro. Ancora una volta, inspiro e espiro e ritorno. Bene. Adesso facciamo una bella torsione della colonna vertebrale. Portiamo le braccia in avanti. Inspiro dentro il respiro. Espiro, ruoto sul lato, una mano alla spalla, l'altro braccio va dietro la vita, dietro la schiena. Inspiro, espiro. Cerco di entrare bene nella torsione. Ancora, inspiro, ritorno al centro, espiro. Cerchiamo di sentire come si muove tutta la colonna vertebrale, come tutte le vertebre collaborano per darci un movimento ampio. Inspiro, espiro. Ancora, ritorno, torsione. Inspiro ancora al centro, espiro. Torno al centro, allungo bene le braccia in avanti e le abbandono. Fermiamoci un attimo, rilassiamo completamente e cerchiamo un attimo di vera presenza. Ci dimentichiamo di tutto quello che c'è intorno e cerchiamo di portarci dentro di noi, ascoltare il battito del nostro cuore, il ritmo del nostro respiro, trovare un momento in cui il corpo, il cuore riposano tranquilli. Un momento per ritrovare il contatto con noi stessi. Appoggiamo le mani sulle cosce, portiamo i palmi delle mani verso l'alto e adesso tutta l'attenzione alle nostre mani. Immaginiamo di avere 2 sfere di luce sulle nostre mani. E sentiamo che le mani diventano sempre più grandi, sempre più profonde, si riempiono di luce. Mani piene di luce. E adesso con l'inspirazione portiamo le braccia verso l'alto. Espirando facciamo scendere le braccia lentamente. Disegniamo un cerchio di luce tutto intorno a noi. Ci sentiamo avvolti in questa luce. È una luce che ci protegge, che ci rassicura. Ancora, su le braccia, inspirando. Espirando, le braccia scendono piano, creano ancora questo cerchio di luce, questo cerchio di protezione, di gioia, di sicurezza, di quiete, di tranquillità. E fermiamoci ancora un attimo. Rilassiamo completamente tutto il corpo morbido, disteso. Adesso portiamo un ginocchio verso l'alto, mani intrecciate sul ginocchio, cerchiamo di avvicinare bene il ginocchio al petto, poi giù le braccia, allunghiamo bene in avanti la gamba, la spingiamo bene in avanti, la pieghiamo ancora e la riportiamo il piede a terra, l'altra gamba su, giù le braccia, distendo completamente la gamba, poi la piego ancora e rilasso. Ancora una volta
l'altra gamba, su, teniamo un attimo questa posizione, giù bene le spalle e sulla colonna diritta. Poi allungo la gamba in avanti, la piego ancora e rilasso, l'altra gamba, su, apro, distendo bene la gamba, cerco di tenderla bene in avanti, allungo bene anche il collo del piede, poi su ancora, giù le spalle, sulla colonna e rilasso. Bene. Adesso intrecciamo le mani e portiamo le mani, le braccia in avanti, tese in avanti. Disegniamo dei cerchi nell'aria con le braccia, ci allunghiamo in avanti, ci flettiamo un po' in avanti e ci riportiamo indietro. Cerchiamo di non piegare le braccia, ma cerchiamo anche di tenerle rilassate, senza creare tensioni nelle spalle e nelle braccia. Cerchiamo di disegnare dei cerchi ampi. Ancora. Fermiamoci, rilassiamo. Lasciamo riposare le spalle, lasciamo riposare le braccia. Poi ancora le braccia in avanti, adesso nell'altra direzione. Un bel cerchio ampio. E ci fermiamo, rilassiamo, distendiamo, portiamo ancora piano la testa da una spalla all'altra. Adesso solleviamo ancora la gamba, ancora le mani intrecciate sul ginocchio, cerchiamo di aprire quanto possibile lateralmente il ginocchio. Teniamo un attimo, lo riportiamo al centro e distendiamo. L'altra gamba su, allarghiamo lentamente, cerchiamo di aprire bene e ritorno. Rilasso, ancora su, apro, allargo, riporto al centro e rilasso. Ancora l'altra gamba su, apro, ritorno e rilasso. Bene. Adesso portiamo un braccio in avanti, chiudiamo il pugno, teniamo il pollice verso l'alto, lo portiamo verso l'alto, lo portiamo indietro, seguiamo con lo sguardo la mano, lo riportiamo in avanti e rilassiamo. L'altro braccio sul pollice, lo portiamo verso l'alto, lo portiamo indietro, in avanti e rilasso. Ancora una volta chiudo il pugno, su, indietro, lento il movimento, ritorno e rilasso. L'altro braccio su verso l'alto, indietro, cerco di aprire bene, ritorno e rilasso. Bene, distendiamo, muoviamo un po' le spalle, sciogliamo bene, movimento morbido, fluido, una spalla sale, l'altra scende, una va indietro, l'altra va in avanti. Nell'altra direzione.
Cerchiamo di fare un movimento ampio e rilassiamo. Distendiamo. Terminiamo ascoltando ancora il nostro respiro. Appoggiamo le mani all'addome senza premere, un contatto leggero. Ascoltiamo, senza alterare il nostro respiro, senza guidarlo. Lo lasciamo fluire spontaneamente, sentiamo come si muove quietamente dentro di noi. Sentiamo anche il passaggio dell'aria nelle narici, l'aria che entra fresca, esce tiepida. Sentiamo che quando entra l'aria fresca dalle narici si espande un po' l'addome. Quando l'aria esce, l'addome si contrae leggermente. Cerchiamo di assaporare ogni respiro, fare in modo che ogni respiro ci dia gioia, ci dia piacere. Non c'è niente che dobbiamo fare, solo osservare. Il respiro si muove da sé dentro di noi. È come un soffio che arriva da lontano, ci raggiunge, entra nel nostro corpo e poi se ne va lontano. Un respiro dopo l'altro. Tutto accade, lasciamo che accada. Dobbiamo solo osservare, ascoltare, senza intervenire in nessun modo. Lasciare che accada. Bene, la lezione di yoga è terminata. Grazie, grazie di cuore e alla prossima lezione. Un abbraccio a tutti.